Maintenant, je vais demander aux deux présidents, aux trois présidents. Président, je suis vraiment désolé, mais ça va te faire un petit peu de sport. C'est pas grave, c'est bon pour la santé. Tu peux revenir. Je vais demander au président Santoni de venir également. Et au président du CROJ, M. Claude Thibault. Je sais que, président, tu es fatigué, mais c'est presque fini, président. Un petit peu de courage. Nous allons récompenser l'équipe qui remporte cette 12e édition. Je veux entendre des applaudissements pour cette belle équipe de Sardaigne. On les applaudit très très fort. Une belle ovation, mesdames, messieurs, pour cette belle équipe de Sardaigne qui remporte cette 12e édition des Jeux des Îles. Qui reçoivent également le trophée du vainqueur, mais aussi la carte de la Guadeloupe avec les différents sites de ces Jeux des Îles, carte offerte par la région Guadeloupe. On les applaudit très très fort, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Nous allons demander au président de rester avec nous, bien entendu. Mesdames, messieurs, un autre moment solennel dans les Jeux des Îles. Nous allons attendre que la délégation de Jersey retrouve le green, l'herbe grasse, comme on dit. Derrière la tribune, nous allons nous retourner, messieurs les présidents, pour ce moment solennel de la descente du drapeau. Tutti i ragazzi e tutti i dirigenti e gli allenatori sono contentissimi di aver visto quest'isola così bella, così stupenda, e l'organizzazione è stata all'altezza, forse la migliore di tutte le 12 edizioni. Ce ne siamo accorti. Dite che l'acqua della piscina. Le drapeau des Jeux des Îles que monsieur le président du CROJ, monsieur Claude Thibault, va récupérer, qu'il va remettre à monsieur Pierre Santoni, en présence bien entendu de monsieur le président de la région Guadeloupe, monsieur Victorin Lurel. Et nous allons demander aux représentants de l'île d'Elbe de se rapprocher, s'il vous plaît. Le chef de la délégation de l'île d'Elbe. Il a dit que la Guadeloupe a été complessivement. Infine diciamo la piscina quindi siccome approfitto del fatto che abbiate vinto, veramente spero di poter fare uno speciale regionale sulla pagina. Allora, dunque intanto Raffaele Curcio. Qui sono capodelegazione, sono il presidente della federazione regionale di tennis calcio. Allora, intanto Avi, ti posso dare il turno. E David Emile. Senti, un quadro preciso degli ori in Bermuda ce l'hai? Cioè quanti ne hai vinti la settimana? In questo momento non te lo so. Chi è che me lo può dire quello prima della... Alors ce drapeau, Un totale di medaglie ce l'hai una cinquantina? Quante medaglie abbiamo in totale, te lo ricordi? In tutto, non lo so, non saprei dire. Marco! Io so quelle della Sicilia che sono fatica di impianti, fatica di distanze, fatica di... Intanto è una cosa molto gratificante perché alla 12ª edizione non avevamo mai vinto questi giochi delle Isole. Siamo sempre andati vicini, secondi, terzi, ma primi mai. Quindi è una sensazione nuova che ci gratifica molto. Vincere significa
significa avere qualche punta molto forte come il nuoto e anche l'atletica, ma soprattutto abbiamo dimostrato di avere una media di livello di sport molto buono, cioè molti secondi, terzi posti, e questo dobbiamo dire anche una costanza di squadra, anche con delle grosse difficoltà di impiantistica e organizzative, economiche. Non dobbiamo neanche dimenticare e accomunarli in questa vittoria, che siamo dovuti venire qui per puri motivi economici senza la squadra di handball, di pallamano. Quindi insomma, le difficoltà sono enormi, i ragazzi si impegnano in un modo sovrumano, come tutti sappiamo, le gratificazioni non ci sono, però queste sono per adesso le nostre gratificazioni. Ci sono le punte di diamante come Laura Vacca, Farru. Laura Vacca, aiutatemi voi, Laura Vacca e Farru nel nuoto, e Jessica Polina e Giovanni Pintus nell'atletica. Ci si può spingere fino a dire che i giochi olimpici ne hanno vinti in passato Marin, Nadal, ci si può spingere a dire che potrebbero essere i nomi dello sport italiano tra qualche anno importante? Io glielo auguro, non sono in condizioni di conoscere i particolari, so per voci di corridoio che sono atleti che arriveranno a gare internazionali sicuramente, qualcuno dice le Olimpiadi, non lo dico per scaramanzia, arriveranno a livello internazionale. Sì, internazionale alto, diciamo. Io credo che faccia molto bene soprattutto vincere a 8000 km di distanza, confrontandosi con andando insieme, stando insieme la sera con gli stessi, vivendo una specie di piccola Olimpiade. Allora, vincere è la ciliegina sulla torta di quel clima di grande amicizia, di grande come dire, solidarietà e condivisione. Voglio dire che abbiamo vinto, ma avevamo già vinto prima perché è stata una delegazione veramente all'altezza, come comportamento veramente gratificante come capodelegazione da questo punto di vista. Poi abbiamo vinto, meglio di così non poteva andare. Perfetto, io spero di far venire una cosa carina. Grazie. Con gli spazi modesti che avremo.